Nella splendida cornice del cortile Platamone, Palazzo della Cultura di Catania, appuntamento con la seconda edizione del Penalty Awards, il riconoscimento ai migliori atleti tecnici e dirigenti del calcio dilettantistico siciliano in un evento unico e suggestivo. Lunedì 8 giugno 2015 alle ore 18, con ingresso gratuito, il Penalty Awards 2015, organizzato da Play Village in collaborazione con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio e patrocinato dal Comune di Catania. Penalty Awards, seconda edizione, in onda su Video Mediterraneo, canale 11, domenica 14 giugno alle ore 19, da non perdere. Rieccoci con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi penultima puntata in studio, la settimana prossima presenteremo le nomination del Penalty Awards e adesso per l'occasione dobbiamo ricordare un avvenimento successo 30 anni fa. Esatto, Mario. sì, la strage dell'Aisel, in Belgio si giocò la finale di Coppa Campioni tra Liverpool e Juventus e un insieme di cause scaturirono, insomma, tanti morti in quell'occasione e il calcio si pose molte domande sul calcio inglese che poi venne sospeso a tempo determinato e anche su molte altre cose. Guardiamo questa clip. Il 29 maggio del 1985 all'Aisel di Bruxelles dovrebbe giocarsi una partita di calcio, una partita importante, la finale della Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Ma quella che si giocherà in campo sarà una partita fantasma, una grottesca parodia. La realtà, una realtà tragica sugli spalti. Gli hooligans travolgono. Le squadre inglesi pagheranno la violenza dei loro tifosi con l'esclusione da tutte le coppe europee. Ma riviviamo quei momenti attraverso il racconto di Bruno Pizzu. Circa un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini, sono scoppiati alcuni tafferugli, poi nella calca della folla sono crollate alcune cancellate, dopodiché molta gente si è riversata sul terreno di gioco. Dubito che si possa disputare la partita anche se ora l'interno del campo di gioco è completamente sgombro, però sono crollate, cancellate, sono crollate reti di recinzione del campo e quindi la situazione è naturalmente molto molto precaria. Ed ora vedo che, ecco, vedete che purtroppo debordano ancora e vanno. Coraggiosamente Cabrini e Tardelli. Sì. Veramente con molto coraggio sono andati presso i tifosi. Ecco anche Brio. Sono stati indotti dai loro dirigenti a fare opera di persuasione verso i tifosi juventini, ma sono palliativi che mi sembrano del tutto inadeguati, anche se, ripeto, è da sottolineare il coraggio personale. Un tentativo vano. È chiaro, un tentativo vano, anche perché ormai le reti di recinzione sono divente, praticamente si dovrebbe giocare una gara con gli spettatori a stretto ridosso dei giocatori. E vedete che nonostante l'ingresso in campo dei giocatori, ciò che dovrebbe costituire stimolo distraente abbastanza notevole, continuano gli incidenti. È incredibile, ma si gioca lo stesso. Un insulto per il quale non regge la giustificazione dell'ordine pubblico. Consentitemi di non definirla finale di Coppa Campioni, è una semplice partita che viene giocata per motivi di ordine pubblico. Sarà il Liverpool, maglia rossa, e la Juventus. Si comincia con quasi un'ora e mezza di ritardo sull'orario previsto. Ora per Neil,
Poi c'è questo traversone sul quale si produce in una presa aerea Tacconi. Palla ancora per il pericoloso Walsh che si libera e va alla conclusione, vola Tacconi a bloccare, inquadrato l'autore del tiro, Walsh, irlandese. Viene a rinforzo Cabrini, prova il sinistro Cabrini, è un tiro molto insidioso che Grobelar blocca. Buon lavoro di Rush, poi Ward riesce a liberare la difesa della Juve, poi va pericolosamente alla conclusione Whelan ed è ancora bravo Tacconi. Daina fischia, manda le due squadre negli spogliatoi. È stato il Ministero dell'Interno belga che ha chiesto tempo per poter organizzare adeguato servizio d'ordine onde consentire lo sfollamento del pubblico dallo stadio Eisel. A questo punto io cedo, suppongo, la linea a Roma e la riassumerò per la telecronaca del secondo tempo di questa partita che non so se si debba ancora definire o meno finale di Coppa dei Campioni. Comunque il risultato è stato di 0-0 dopo 45 minuti. A voi la linea. Siete collegati di nuovo in diretta con lo stadio Eisel di Bruxelles. Il secondo tempo della partita tra Liverpool e Juventus, finale di Coppa Campioni, è cominciato da circa 3 minuti. Il risultato è sempre sullo 0-0. Rush, il nuovo è entrato Johnston, Nicol, ancora verso Johnston, Platini, batte lungo Platini e cerca Boniek, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Juve. Sul perfetto lungo lancio di Platini è andato via Boniek che ha battuto in velocità Gillespie, il quale è stato costretto a stenderlo. Rivediamo. Boniek incontenibile, Gillespie lo bracca, Boniek piomba a terra in area di rigore, anche se forse il fallo era cominciato leggermente fuori. Comunque calcio di rigore, Platini, gol. Juve in vantaggio. Platini, Rush fa filtrare il pallone, attenzione, nel groviglio era uscito nuovamente il pallone per Rush e poi c'è stato un episodio poco chiaro, la palla in fallo laterale rimessa, dice l'arbitro. Salta Brio, palla fuori, conclusione stupenda da parte di Whelan e grandissima risposta di Tacconi. Nicol, ancora fuori per Neal, il cross è pronto, Tacconi caricato da Work, va via Boniek, viene a sua volta fermato, siamo quasi un minuto oltre il 90°, porta quello che potrebbe essere il suo ultimo assalto in Liverpool, lunghissimo lancio, colpo di testa di Brio, palla in fallo laterale. La Juventus vince la Coppa dei Campioni battendo per 1-0 il Liverpool. Nella fase finale della serata ha ripreso il sopravvento il fatto sportivo e consentite che l'uomo sportivo, lo sportivo esulti per questo successo della Juventus che è successo del calcio italiano, anche se l'uomo conserva l'amarezza e il dolore di una serata resa luttuosa da quanto è successo prima della partita. Eisel all'indomani, quando la Brezza si levò come su un'arena a corrida finita. In 39 morirono 35 italiani. Cadde il governo in Belgio, vi furono elezioni anticipate, originate proprio dagli strascichi, dagli scaricabarile, per quelle che una commissione d'inchiesta della Camera aveva definito gravissime mancanze da parte dei responsabili dell'organizzazione del servizio d'ordine. Il processo per i fatti di Eisel si trascinò per mesi, umiliante per i familiari delle vittime, lo scaricabarile continuava. Si chiuse con qualche condanna a 14 ragazzotti inglesi
l'ex segretario dell'Unione Calcio belga, un capitano della gendarmeria preposto all'ordine allo stadio che allo stadio non c'era. E con assoluzioni del borgomastro di Bruxelles, città proprietaria di uno stadio fatiscente, e dell'UEFA che aveva dato il nulla osta per giocarvi. Una delle pagine più brutte dello sport, direi, no? Mario? Questi sono eventi epocali che segnano in maniera definitiva le nostre coscienze e mettono a dura prova la nostra capacità di scegliere cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Mi riferisco per esempio, visto che noi facciamo comunicazione, ad un approccio comunicativo. Cosa fare in questi casi? Mostrare, infatti. non mostrare? Per esempio l'Italia si affidò ad una cronaca diretta con un tono dimesso di Sì, Pizzul, che Pizzul fu gestì straordinario sotto questo una punto di vista. situazione molto complessa. Gli austriaci mandarono in onda la partita senza commento e con una scritta in sovraimpressione. Questa non è una manifestazione sportiva. Sì. I tedeschi non mostrarono nulla, forse imparanti una antica lezione circa lo stare a guardare cose terribili che accadono. Comunque cambiarono molte cose da quel giorno. Capimmo tanto su quello che accadeva per esempio in Inghilterra dal punto di vista sociale e anche le condizioni degli impianti che andavano crollando in quegli anni abbastanza facilmente. Benissimo, allora una battuta anche con i nostri ospiti per chiudere questa terza parte della nostra trasmissione. Antonio, violenza su un calcio che probabilmente adesso non c'è più, no? Quel tipo di calcio, però indirettamente lo rivediamo anche nei campi dei dilettanti. Quest'anno insomma abbiamo avuto modo di vedere scontri un po' particolari negli spogliatoi, nei vari corridoi. Sì, purtroppo oggi abbiamo assistito, cioè in quest'anno abbiamo assistito a degli episodi davvero molto incresciosi, ma non è soltanto il calcio dilettantistico, è ancora più grave che avvenga nel calcio giovanile. Io purtroppo non mi stanco mai di meravigliarmi, non mi finisco mai di sorprendermi quando assisto, fino ieri sono andato ad assistere al torneo Etna Sud. E quando succedono queste cose è vedere sbagliatissimo. come il genitore del ragazzino possa esasperarsi davvero mi continua a fare male. È la strada sbagliata quella. Siamo davvero lontani. È vero. Salvo, 30 secondi per te, tanto tu rimani poi nella quarta e conclusiva parte. Violenza da condannare ed era giusto passare anche queste immagini per far capire che quel tipo di sport non va assolutamente promozionato, tra virgolette. Infatti lo stare zitti è la risposta È vero. migliore. Dobbiamo stare zitti, Enzo, no? Secondo me sport e violenza sono due cose totalmente diverse che non fanno parte assolutamente di questo campo e quindi secondo me veramente stare in silenzio è la cosa più giusta. Sono passati 30 anni,
carissimo Turi, 30 anni sembrano pochi ma sono tantissimi. Un tuo pensiero per chiudere? Le immagini parlano da sole, indubbiamente. Organizzazione disorganizzati, poi io direi un mio motto: avversari in campo, uniti nello sport, nemici mai. Bella questo slogan, complimenti. Allora a questo punto noi ci dobbiamo fermare, salutiamo Enzo Buttò sperando per una prossima stagione positiva, non sappiamo dove ma chissà, non sappiamo dove. E salutiamo anche Antonio Pulvirenti, buon lavoro per la prossima stagione 2015-2016, grazie per la presenza qui a Penal. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, me la lanci tu questa pubblicità? Sì? Vai! Amici di Penalty, rimanete con noi, non cambiate canale, ci vediamo tra pochissimo. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91. Volete assistere alla Penalty Awards? Allora vi aspettiamo lunedì 8 giugno a partire dalle 18 presso il cortile Platamone, Palazzo della Cultura a Catania. Un'occasione importante per premiare lo sport siciliano. Caffè President, l'esclusività dei vostri gusti. Caffè President, la bontà e la qualità insieme in un connubio vincente. Caffè President, breakfast, lunch, happy hours. Caffè President, Viale Vittorio Veneto 241, Catania. Caffè President, bar, pasticceria, gelateria. Caffè President, la libertà di essere genuini.